Ritorniamo formicoli. Ormai sul cocrivo non possiamo ammucciare. La crisi economica italiana è talmente grave che tutte le famiglie che risparmi li sentiamo bruciare. La gente pure di notte fa la fila per impegnare di mattina a fede matrimoniale. Ma ci pensate, chi della nostra età sono figli di una generazione che creava un boom economico italiano. A lira, quando nasce era moneta, vincì per 2 anni come moneta più forte l'Oscar mondiale. A dei tempi i nostri genitori e i nostri governanti erano assennati e si comportavano come i formicoli. I debiti, i sacrifici si facevano per fare studiare i figli, per migliorare le famiglie, per investire per lo bene del popolo italiano. Ad ogni scadenza i debiti si pagavano. La nostra generazione invece fu chi da creò scompiglio. Finimmo di essere formicoli e diventammo cittadini e governo, tutti cicali. Facemmo spese pazze, pensammo solo a nascere, ne mangiammo tutti i sacrifici dei nostri padri. Persimo un senso di famiglia e di buono stato. Speriamo che i nostri nipoti ne perdonano. Per superare la crisi c'è una sola cura. Famiglia e Stato hanno ad essere un tutt'uno, solo formicoli e allontanare per sempre i cicali.